E siamo al quinto giorno, anche oggi niente raccolta a Porto Empedocle. Gli operatori ecologici non arretrano di un solo millimetro. Prima di tornare al lavoro pretendono almeno il pagamento di 2 delle 6 mensilità arretrate. Nella cittadina marinara è ormai allarme igienico-sanitario. Le strade, i marciapiedi e le periferie sono piene di sacchetti della spazzatura di ogni genere. E ieri gli operai hanno deciso di affiggere dei manifesti per spiegare le ragioni della protesta. Pronta la replica della sindaca Carmina con un video sul profilo di Facebook. Un volantino dal contenuto assolutamente falso, in cui si asserisce che loro non percepiscono lo stipendio da 6 mensilità. Assolutamente falso, perché noi abbiamo pagato il 13 settembre, meno di 20 giorni fa circa, la somma per la esattezza di 208.365,17 e ci risulta che è stato loro accreditato lo stipendio in questo stesso mese. La verità è che, come sono stati accreditati gli stipendi, regolarmente da dicembre a questa parte. Il fatto è che per esigenze prettamente contabili, siccome c'era un ritardo, un pregresso dal 2015, noi abbiamo cominciato a saldare le fatture da dicembre del 2015 e non da luglio del 2016, da quando cioè ci siamo insediati, per cui abbiamo in realtà pagato la somma complessiva di 2.671.135 da dicembre a questa parte, regolarmente ogni mese, con una media di quasi 200.000 euro al mese, e queste somme sono servite anche alle ditte per corrispondere con regolarità mensile gli stipendi ai dipendenti. Almeno questo è quanto ci hanno assicurato e ci risulta, anche se abbiamo chiesto conferma formale a questo punto. Il fatto grave è che in questo modo, addirittura dicendo che le dichiarazioni del sindaco non rispondono a verità, considerato che sono anche un pubblico ufficiale, si lede l'onore e la dignità morale di questo sindaco e di questa amministrazione che si è tanto prodigata in favore del benessere della collettività per garantire la continuità del servizio, pagando anche il 13 settembre, prima ancora di pagare gli stipendi ai dipendenti, rimanendo con le casse vuote, i soldi necessari perché fossero soddisfatti gli operatori ecologici, che nonostante questo hanno fatto uno sciopero e stanno mettendo in ginocchio la città immotivatamente. Ed ecco subito la controreplica. C'è da restare sbalorditi, spiegano gli operatori ecologici, nell'ascoltare le esternazioni della sindaca, invece di criticare lavori per risolvere al più presto il problema, concludono i netturbini in servizio al comune di Porto Empedocle.